Bentornati in questo nuovo video. Oggi esploreremo un grosso centro minerario per la lavorazione del caolino. Ci troviamo nell'altopiano del Tretto, alle pendici dei monti Sumano e Novegno, provincia di Vicenza. Nota località per i giacimenti minerari del caolino, che si trova all'interno di stretti cunicoli sotterranei e cave a cielo aperto. Si tratta di un'argilla pregiata, l'oro bianco di questi monti. Viene chiamata anche fioretta o terra di Vicenza, che veniva utilizzata nelle manifatture ceramiche, nell'edilizia, nella carta, nel tessile e nel farmaceutico. Ma ora è giunto il momento di provare ad entrare, a trovare una via d'accesso. Ma qui non sarà per niente facile. La natura si è veramente ripreso tutto quello che gli era stato tolto. Ha ricoperto tutto. Ci sono delle canalette in cemento a sospensione che scendono dal monte. Ciò fa capire che serviva tantissima acqua per la lavorazione. Proviamo a seguirle e troviamo un grosso bacino in cemento. E a fianco l'impianto di lavorazione. Il caolino arrivava impuro per la presenza di sabbie. Veniva caricato su questi nastri trasportatori e fatto sgretolare nel franatoio. Successivamente seguiva la lavatura della terra caolinica e a livello più basso, con elevate quantità d'acqua, veniva fatto passare nell'idrociclone ed altri macchinari come l'idrovoglio e centrifughe, passando per piccole vasche. In questo modo avveniva la dessabbiatura. In un secondo momento veniva fatta scorrere il liquido su altre canalette a labirinto e fatto scaricare in questi enormi vascuni di decantazione. Da questa decantazione si otteneva una poltiglia fangosa bianca. Sul fondo della vasca si può ancora vedere l'ultima lavorazione. Qui le altezze sono veramente elevate, fa davvero un certo effetto essere qui sopra. Era anche un lavoro molto pericoloso. Questa poltiglia poi veniva fatta ad asciugare fino a diventare una pasta che, amalgamandola, prendeva una forma di blocchi chiamata pani o panetti, i quali venivano messi ad asciugare in particolari strutture chiamate essiccatoi o casoni, come questi che notiamo adesso. Ma continuiamo per la nostra esplorazione. Passando per le varie strutture, arriviamo alle officine meccaniche. Qui ci sono ancora dei macchinari per la manutenzione dello stabilimento. Il tempo si è fermato, tutto è rimasto com'era. Sul banco di lavoro c'è ancora una pompa e anche dei vecchi carrelli da miniera in legno che stavano per essere riparati e poi magazzino ferro e apparecchiature, pezzi di ricambio, pompe ad immersione. Queste servivano per le vasche del caolino per aspirare il tutto. Dalla finestra scorgiamo altre strutture. Sembra quasi una vecchia contrada di montagna. È un altro impianto più antico. Anche qui
varie canalette di scolio. Proviamo a scendere. È veramente un labirinto tra questi macchinari. Non si sa quale via prendere. Procediamo a tentoni. Bisogna avere pazienza per riuscire a trovare la via d'uscita qui. Come questa rana rinsecchita che non è riuscita ad uscire. Cercava sicuramente l'acqua, forse non ha fatto in tempo a raggiungere le altre vasche che ci sono qui all'aperto, ormai diventate stagni per questi anfibi. Procediamo in quest'altro edificio e al suo interno troviamo un enorme mulino a sfere, lungo all'incirca 8 metri. Veniva usato per la frantumazione e la triturazione del caolino. Il materiale veniva caricato al suo interno e al momento dell'azionamento il grosso cilindro iniziava a girare e le sfere in acciaio che sono al suo interno raggiungevano una certa altezza e poi cadevano sbattendo e macinando il materiale. E un grosso motore trifase che faceva partire il tutto. Qui dentro deve essere stato un rumore assordante. Poi veniva fatto scaricare in questo lato e portato al reparto silos. Siamo arrivati al reparto dei silos. Appena dentro notiamo subito un franatoio a mascelle, l'X50 della Imisa Milano, con una bocca 500x160. Ci sono dei silos, dei separatori a ventilazione finito in polvere, ciclone con sacchetto e filtro a tubi, catene e ganci per tirar sul tutto e altri strumenti. E accantonati in un angolo notiamo gli ultimi sacchi pieni di caolino, restati fermi qui. Poi la crisi negli anni 70 per la concorrenza dei mercati esteri e l'esaurimento dei giacimenti portò alla chiusura negli anni 80. Questa è l'ultima testimonianza delle attività minerarie di questo territorio. Fatica e sudore di chi ci ha lavorato. Resta un ricordo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A presto per nuove avventure.